Spazio pubblicitario. Rinlong. Singa, non ti trovi bene con le nuove batterie Pro della DS Tech? Come faccio a trovarmi bene? C'ha le batterie al 100% anche lavorando col computer. In ogni caso mi prendo qualche giorno di ferie. Salta su. Mi trovai come sempre in un luogo sconosciuto, con gente sconosciuta. No. E conta voi che altri tu registrare? Hai registrato? Bene, conta voi Questa è mia ancora prima di attaccare. Buongiorno Italia! Marilena. Viva le puntine! Marco, quelli a doccia. E il Trentino, mica te tacca taccati, che te tacchi altri, tacchi del tilto tac. Mirko e a Maria. Ciao. Nell'area camper di Mesola o Mesola, dipende da come ti alzi, come voglia dirlo, che è il posto in cui siamo noi ora in questo momento, troverai un simpatico carico e scarico. Là in fondo, però lo trovi anche su Google Maps. Non c'è la corrente, ma c'era una volta, c'erano le colonnine della corrente, non funzionanti ma c'erano, quindi manco uno aveva l'illusione e era contento, invece no, neanche qui. On the strada again. No. Ragazzi, che mal di testa da cervicali, porca miseria. Record 2 moment in una giornata, mai preso 2 moment in una giornata. Ma il tutto in teoria sarà a breve risolto, in quanto sto lavorando alla scrivania per fare quella modifica lì che non mi smaciulerà più le cervicali. A parte che tenere anche sta macchinetta qua da 3 kg così, senti che robe, mamma mia, mi porto via il cavalletto dopo. Appunti di viaggio. Per strada ho visto tante poiane e tante signorine che aspettano l'autobus, cioè era pieno. Vabbè, qua non si sa perché Google Maps ha deciso di farci fare il giro turistico tra Rimini e Riccione. Dopo Riccione per strada c'è un cimitero con tutto scritto in foresto. E benvenuto a Gradara, gentile telespettatore, all'area camper pluriaccessoriata dove c'hai i pelus, il carico e da qualche parte il scarico, sì, secondo me sì. Il boa, ecco il boa. Costo 10 euro. No, non ci fermiamo qua, non preoccuparti, ti ho trovato un parcheggio tattico, poi metterò il link di Google Maps nella descrizione. No, non è vero, mi dimenticherò, quindi dovrai chiederlo. No, a parte i scherzi, guarda un attimo, è vero che non stiamo qui, è vero, però fa un po' da cagare come area camper, ok? Cioè, sì, è un parcheggio, no, è un parcheggio col carico-scarico. Su area camper che non ha neanche il carico e scarico, quindi capirai, insomma, dai, ci sta, no? Che la chiamino area camper. Però, insomma, mi fa un po' da cagare. In teoria, occhio dove ti porto dopo. Il parcheggio segreto nascosto by sindaco. Lo su col sindaco, bisogna che un giorno mi butti in politica. No, volevo dire, è abbastanza impegnativo, per entrarci e ti troverai in pendenza, però girate. No, vabbè, non stavo riprendendo no, è successo un malanno, appunto, anche per confermarti, insomma, che è un po' impegnativo, però guarda che bel panorama. No, è molto più bello qua. Ok, ho fatto il giretto di ricognizione, adesso facciamo un giro a Gradare e dopo ci rispostiamo qui. Oh, che organizzo ste robe, mi pare sempre di essere Filini, no? Come sui film de Fantossi, no? Con l'organizzazione. Filini. Sì, agita in camper. Aveva scatenato il raptus organizzativo del ragionier Filini, che aveva subito combinato una vacanza in carovana, ciascuno con la propria roulotte. Fantozzi e Filini ne andarono a ritirare nel tragico labirintone del parco vendite e per un'agghiacciante coincidenza tutte e due lo stesso giorno, la stessa ora e lo stesso modello. Al luogo dell'appuntamento davanti al portone della Silvani si presentarono nell'ordine i ragionieri Colzi e Mughini, associati per ridurre le spese di carburante, pur salvando ciascuno la propria intimità. Calvoni, che spacciava spudoratamente per camper una vecchia ambulanza del Fate Bene Fratelli, che aveva noleggiata da un suo amico portantino senza scrupoli, e come nobile borbonica la compagna che s'era scelto per il viaggio, una nota troia di Bari, chiamata ironicamente la contessa per i suoi modi particolarmente aristocratici. Arrivò poi Filini, che aveva risolto il problema con un autoblindo modello El Alamei, residuato del secondo conflitto mondiale. Eccomi qua! Che meraviglia!
buongiorno, ci siamo tutti quanti, tutti pronti per partire? Manca solo Fantozzi. Accidenti, come al solito. Eccolo! E là! Fantozzi, ragioniere Menzi, che cosa fai? Su! Ci chiamano, Ugo. Andiamo. Sì, e anche andiamo. Come vuoi, andiamo. Io malocchio, Brizzimoli. Brizzimoli, Bene, ci siamo tutti! Allora avanti, accendere i motori! Tutti dietro di me! Avanti! Claxon Silvani, Sirena Calvoni, Claxon Colzi e Mughini, Claxon Fantozzi, Claxon Di Filini. Nella discarica spiaggia che Possaria Rosolina, ad esempio, dove abbiamo fatto il mini raduno, no? L'incontro. è meraviglioso! Super idea! Gran grigliata di pesce! Questa sera siete tutti miei ospiti. Gli uomini pensino al pesce e al resto e noi ragazze cucineremo! Brava signorina Silvani, ottima idea, organizzo tutto io. O piuttosto che i giri in bicicletta dove muori, così. So, il solito discorso, la bicicletta ti fa perdere tanti amici, perché vedi, poi adesso perché la telecamera accesa, aspetta che la spengo, attento carne che arriva, però è così bello andare in bicicletta. Pensa che questo posto, ah sì, dove abitiamo oggi, boom, no, boom. Pensa che questo posto gliel'ha detto un signore a Ezio, no? Che ci aveva visto un po' lì in difficoltà e gli ha detto che lì c'è il posto figo, effettivamente guarda che figata, adesso proprio bello, guarda, e siamo a niente da Anghiari, guarda dov'è Anghiari. Non sei Anghiari, no? Cosa sei? Gradara, Dio caro, è vero, Anghiari era un altro posto che sa visitare, grazie mister. Mi correggono dalla regia, Gradara. Esatto, il castello è là e noi siamo qua. Pronto? Questi sono... Perché noi siamo teenager. È bello perché volevamo fare un elogio agli abitanti, all'ospitalità qua eccetera, però non sappiamo in che provincia è Gradara. Prima tappa. Vabbè, ai marchigiani, Prima dai. tappa. Siamo a Borgo dei Borghi. Borgo Però dei manca il Borghi. bever, che cavoli. Ritorno di Mirko. Un ricordo di Marco nelle Marche, è un po' avvilito per una cosa che è successa, che però un giorno ci riderà sopra. Sì, beh, probabilmente sì. E così è la vita. Guarda qua che abbiamo trovato anche la colonnina. Tac! No, allora, non sono marchette veramente. Se passi in zona, fermati al Green Café, un servizio con i controcoglioni, camerieri simpaticissimi e ti portano un disastro di cicchetti. Veramente siamo gli sprizzottimi. La birra anche. Una Birra buona IPA. anche, e dopo te va, perché io sto provando a convincere, perché la Maria ride quando io dico, ma io ci vado. sì, ma io non sto scherzando, andiamo ubriachi sponti al castello. Facciamo. Oh. Domani mattina, dopo la grappa. altri. Ma siamo in vacanza, cioè anche se ceniamo a mezzanotte. Che cazzo Non mi frega niente anche alle 2 Boh, di notte. ok, confermato, andiamo al castello. Bravi. Oh, no. Avete parlato in plurale, cioè te e lei. Il castellano qua però. Vede il castellano qua. Come il castellano? Quel che Ecco qua, guardalo qua. Allora, il momento è catartico, nel senso che abbiamo catato, chi abbiamo il catato? castellano, del Castellano? castello di Gradara. Ma veramente? Cioè, ma lo dici sotto alcol? Oppure sobriamente? Staccato adesso. Ma in che senso hai staccato adesso? Ok, quindi non ci abbiamo capito niente, lui ha staccato qualcosa al castello e noi continuiamo a bere gli spritz. Ma Vediamo dopo. domani... Ma voi da dove siete arrivati? Da là. No, da là. Ah no, Dove che è il nord? prima da di là, Il nord. dopo siamo andati da di là, No, il nord. il nord, di là, di là.
Bene, è inutile continuare. Consigli di venire. Ci aggiorniamo dopo, resta in linea, resta in linea. Non nel senso resta magro che potete offendere, resta in linea. La signora del bar ha detto che è perché siamo stanchi, però io sinceramente, cioè, non è mai successo in vita mia. È vero che mi sono ciavato 2 Guinness prima, però cioè, dopo uno spritz io già sono a posto, non riesco a capire sta storia. A Cortina, mi manda Bello il castello di Gradara, bellissimo, bello, no, mi è piaciuto tantissimo visitare Gradara, ma veramente siete degli amici fantastici, porca troia. sempre problemi, non vomiti, tutto. Diego, quello che ha fatto finta di essere quello dello zecchino d'oro in realtà non eri tu. Esatto. Abbiamo ricordato la tua barzelletta. Esatto. Ok? Quindi Allora, fa- se dovessi morire il ti dottore ricorderemo per questa fa un po' di barzelletta. analisi. Grazie per Non capisco perché tanti disprezzano Ligabue, secondo me è un grandissimo artista. L'ho conosciuto anche di persona per un motivo purtroppo triste e devo dire che è veramente un grandissimo personaggio. Non capisco il perché di questa demitizzazione nei suoi confronti. Promemoria, ci raccontano che siamo nella zona di Valentino Rossi. Ecco, è bellissimo vedere il castello di notte che cambia colori con le luci. Peccato solo per sta gente ubriaca che gira, che urla. Ah no, aspetta, sono gli altri. Se anche tu vuoi vivere questa esperienza, no? Di arrivare ubriaco spolpo dal Green Bar al... come si chiama sto borgo? Gradara. A Gradara, no? Ok? Quando... no, è facile perché troverai quella cosa verde che dopo diventa gialla, diventa fucsia e quello è il castello. Gradara, l'antico borgo verde sempre in salita. No, rosso. No, giallino. Un borgo un po' rosa, un po' fucsia, un po' viola, un po' blu. La mappa di Gradara. C'è la mappa di Gradara? Che bello! C'è una mappa proprio ancestrale, la vedi, no? Aspetta che la mappa ancestrale ti insegna anche di là cattolica e Gabice Mare. Che Cioè, bello. non voglio dire, No, non vuole dire, però l'ha detto intanto. Cioè, io ti dirò dopo, vabbè, insomma, secondo me ha più fascino visitare i borghi di notte. Sarà che sono nato, com'era quel famoso borgo? Attenzione che qua invece è toscano. Aspetta, dietro alle Quinte a Chiedrio, ricordami gli amici, un borgo toscano tanto famoso, ma tanto che è molto ripido arrivarci. Ma no? non città, non... Borgo, proprio borgo. Ma tanto famoso, cioè no? io poco. conoscere Borgo... Io Borgo Mare. Ma no, borgo Dio. Esatto. Questa roba tipica. Oh, che bello! Anzi no, pigliati il mio faccione, sennò c'è troppa bellezza, quindi ti vedo il mio faccione. Vai Marco Palbuso. Dalla regia ci comunicano che c'è una processione in corso e quindi non dobbiamo insomma imprecare o cose del genere. Wow, guarda. Le mura, bellissimo. No, è una tra le cose che volevo fare, visitare un borgo e un castello di notte imbriaghi. Fantastico. Cos'è? Ah, se ora che dovesse avere spassetton fora. Adesso che do sciabole. Ecco, com'è che si chiamano quelle cose? Alabarde. Aspetta che inquadri. Alabarda. Ah, sì, senti che profumi. Comunque si diceva qui ragazzi, no, della bellezza di visitare questi borghi di sera. Che c'è, non lo so, secondo me la sera è un po' alla fine della giornata, quindi c'è un po' la calma, hai capito? Cambiano i tempi, no? Come un po' i treni di Toser dove vivevi a un'altra velocità, no? È uguale qui secondo me di sera a fare queste cose. Chiacchiera troppo perché beve troppo. Ma no. E poi anche la temperatura, le luci, i colori. No, le Babbo Natale. Comodamente all'ingresso c'è una presa del 220, esatto. Wow, e i miei amici, grazie Singano che hai trovato questo... tu capivo, cancari di merda. No, volevo fare... Wow, bellissimo. A accompagnare questa fantastica
vista, sì esatto, della vista ancestrale. Ci sono i nostri discorsi su un sito che abbiamo scoperto che si chiama Escort Advisor, il quale recensisce insomma tutte le puttane, ce ne sono tante anche a Jesolo, con tutte le caratteristiche sulla vagina e sui servizi offerti. Fantastico. No, domani si rifà il giro. Qui di giorno dovete venire a vedere, vedete tutto Rimini, Cattolica, San Marino, Pesaro. Da qua si vede San Marino. Anche Eraclea! Eraclea! No, Jesolo, Eraclea, no, Pompanino. Non so, mi butta E poi venite a mangiare alla Crescia. Sì, fiori da serva. La Crescia. La conosco. Piada, però la Crescia è marchigiana. Ah, È una piada speciale. Sì, ma Io metto le mani avanti, sapete che domani siamo in tour qua, quindi... quindi mangiamo la crescia. venite Quindi, qui, mangiate la Crescia con la cipolla. buono. La fate voi qua, la crescia E salsiccia. la fate voi qua? Sì. Da che ora? Noi siamo da domattina. Perfetto, colazione qua crescia, qua Però segue. andate a mangiare. Aggiudicata. Abbiamo... E dopo... Vi faccio vedere una cosa, venite. Dai, permesso. Prego. Ragazzo portamani. Com'è? L'accento un po' romagnolo. No, più marchigiano. Ah, più marchigiano. Beh, devo tutti ancora e due studiare. siamo nei Che confini. bello. No, che spettacolo! Sì, Andate fuori all'aperto. Ma io direi che il pranzetto ce lo pinciamo qua. Abbiamo le luci tutte Sì. spente, però abbiamo un giardino immenso. Bene. Accendigli le luci che voglio fare la foto. Domani veniamo a pinciarci la crescia qua. È incantevole. Sì, sì. Sì. Guarda. Wow. No, Mi dispiace per l'Alessia che non è venuta con noi ragazzi, ma sì, infatti. una cosa dobbiamo dire dei marchigiani è l'ospitalità, veramente che ha da invidiare. Nel dietro alle quinte il Francesco quanto è bella la nostra Italia. Detto da uno che ha vissuto e lavorato all'estero, ti devo dire veramente sì. Sì. Non siamo in Romagna qua, Romagna e Marche, Romagna e Marche. ci ha Siamo detto qui da come due si passi, siamo mangia in Romagna, dalla no. Romagna. Dire. Perché io ho girato molto all'estero. Io ho visto un sacco di volte all'estero, non c'è niente confrontabile all'Italia sul mare, sulla storia, sull'arte, non c'è niente. Però gli altri quello che hanno sanno vendere bene, perché lo pompano. A Cuba per esempio, non c'è un pompano, cazzo sì. a Cuba, Sì, sì, è vero. Eppure a Cuba ti trova un posto così di gente che riempie Sì, sì, è vero, è perché vero. è così. È In vero. Australia ancora. Poi io sono stato a Cuba, ma non c'è niente. Non mi piace. Non c'è niente, Non mi piace. ma anche il mare, poi visto una spiaggia, va l'altra. Ma Italia non è dobbiamo quello, ma poi conservarsela. dopo una settimana che vai Ti al mare stanchi? il costume, Ti no, stanchi? lo devi buttare via perché è tutto catrame. Bravo, bravo. Quella non Ma lo te so. non potevi camminare, che le donne ti portavano via. Incenso. Questo è un censo. Incenso. Tu prendi la foglia, scricoli sulle mani e senti un odore da incenso. Prova. Io non sono esperto in piante. C'erano le donne di là e di qua. Ah, quindi l'incenso, tu mi dici, tu mi insegni, è una pianta. Cioè, pensavo Viene che seccata, fosse... viene seccata e viene fatta così, viene bruciata dopo. Ma pensati, quante robe che si impara con questi quattro imbriagoni, vedi? Cioè, te parti con spritz e te torni con una laurea. Vedi, questo può essere di insegnamento a livello commerciale. Allora, ti poni gentilmente, cordialmente, con simpatia e dai una specie di omaggio agli sconosciuti. L'omaggio può essere la bella vista, no? Del tuo posto, ti dici guardate ragazzi cosa abbiamo, vi offriamo questa esperienza, questa bella vista. E noi turisti, noi altro, noi prossimo, ci sentiamo in obbligo, perché in obbligo ovviamente c'è anche un tornaconto, nel senso che è una cosa bellissima, di andare a mangiare da loro il giorno dopo. Quindi commercialmente parlando, mi sto ponendo con te, cliente acquisito, hai capito? Dietro alle quinte, grande Singano, bello il posto che ci hai scelto, bello cazzo, bello, grazie. Una merda. Wow, dico sempre, ed è la verità ragazzi, veramente, so che può essere brutta come frase, può essere pesante, però è un peccato morire, perché veramente la vita a volte è proprio bella, Dio caro, bella. Madonna, che esperienza. Ah, Volterra Italia, Volterra era quel borgo che dicevo che era bellissimo da vedere di giorno e faceva da cagare in confronto, cioè, di notte va vista, cioè,
Ok, volevo dire che Volterra è bellissima da vedere di notte, senz'altro è bellissima anche di giorno, però a confronto è 1000 volte più bella di notte. È bellissimo, mi sembra di essere quasi in un film medievale, perché c'è la via Crucis che sta girando, no? Quindi sentiamo questi canti quasi inquisitori, no? E proviamo una sorta di senso di colpa, di paura, capisci? Cioè, è Giordano Bruno che è in me, torna su! Ma perché devi farci fare? No, giriamo di qua adesso. Ah, ok. O di qua, anzi di qua a destra. A destra. Che spettacolo, non si può vedere perché non ho il Sigma, che spettacolo pazzesco! Ancora più spettacolo è la vista, no, non puoi vedere gli spettacoli, ragazzi, che spettacoli. Mi dispiace non ci sia l'Alessia e Giacomo, mi dispiace tantissimo con tutto il cuore, però pure l'Alessia lavora e niente, non si poteva fare altro. Io purtroppo Giacomo non posso portarlo con me da solo per motivi, diciamo, burocratici. Sì, sono esperienze che no, ti tolgono il fiato, però insomma ti lasciano. Ti ringrazio, ti ringraziamo. Maledetti Insieme ti cancari. ringraziamo. Senti, ti ringraziamo e ti veneriamo per averci donato le informazioni. Amen. Ma come cazzo fai se il mare con le luci? Quelle No, cosa no, sono? le luci no, Tutte ma le quello navi dentro il mare? No, quello è il golfo, ok, chiamiamolo così. E quelle sono le Ok, quindi a sinistra ci sono le luci tipo i bar, i ristoranti, e a destra c'è il mare, difatti non ci sono le luci nel mare, anche perché verso un ristorante in tal mare, te mi insegni, non è molto conveniente. Aspetta, perché il momento è storico. Ah no, catartico. Cioè, No, non ho attaccato a niente, quindi non è catartico. Sì, e non è No, catartico. perché no, è un insegnamento di vita, è importante. Perché vedi, il Marcus non voleva venire. Io no. Ok, va bene, e lui dice magari ci sta, eccetera, però vedi a volte, vedi cosa puoi perderti. Cioè, guarda che, vedi, è è vero che è fatica, è una rottura di coglioni, senza ombra di non è dubbio. fatica, è che no? di solito a me piace le cose, la luce del sole, no? Però vedi, è un'esperienza in più. Se andavamo in camper Avresti visto il era- mare blu e se lo vedi grigio? Vabbè, ma è un'esperienza persa, è un po' come morire, no? E Secondo non vorrei me. spiegare per quello di San Marino. quello Cioè, è che tutto di guadagnato Italia, è Vedi che tutta c'è vita il colle, regalata, vabbè, prendila, San Marino, saltagli addosso, O San Leo. ingolfati Dio No, caro. perché No, ma c'è gente, Dio Non c'è niente qua. Ma volete sempre farmi pisciare in mezzo alla gente? Non c'è nessuno. Va bene, dai, vado. Appunti, mai fidarti dei tuoi amici quando ti dicono vai là dietro e non ti vede nessuno, perché poi dici c'è un uomo che piscia, c'è un uomo che piscia. Non l'hai fatta. Dio caro. Non ci sei riuscito. La luna piena, che quando ero giovane convincevo sempre le mie morosette che era la luna del sesso. In realtà no, non c'entra un cazzo, però ogni scusa è buona. Ma anche un punto a favore, insomma, questi localini molto simpatici, particolari, voglio dire, sì, ciò che proprio ti invogliano. Sì, veramente molto bello, vedi? Poi ci metti un po' di passione nelle cose, no? Al contrario di Jesolo che pensa solo a inculare la gente. E poi la gente si sente un po' coccolata, si sente a casa e quindi spende, Dio caro, spende! Non c'è no, non vedi neanche, vabbè, volevo dire, non c'è neanche un camper, no? Vabbè, questo perché il parcheggio è epico. Perché proprio la vista sulle colline che l'hai vista e adesso è tutto illuminato dalle luci delle città e star lì col camper. Puoi immaginare che spettacolo Italia. Vabbè, comunque, buonanotte, dai. Mamma mia, che sepa, guardati sei modi, porca puttana, che uno vuole un attimo star genuino e ogni volta mangiare, Cigano! imbriagarsi e Sì, bere. anche tu qui a Ma Gradara. non si può, non si può. Adesso ho capito. Dai, Adesso dai, mi dai. ricordo Lo una so, cosa. assolutamente. Gradara l'ha consigliata, grazie Yuri. Oh, prego, Grazie. prego, Io- prego, Grazie. prego. E vuoi non farti la spaghettata a mezzanotte come quando noi eravamo Tanto non è a teenager? mezzanotte, dai, Non è a basta mezzanotte, chiaro. vabbè, era per fare i pinzoni a mezzanotte, Dio caro. Sì, 8 di sera. E 7, come mangia galline. Mamma mia, serata devasto ogni volta. Oh, ascolta qua, Italia, ascoltami qua. Vedi? Ti te pensi. È il pro del camper, no? Adesso tiro giù il basculante, mi addormento con sta vista qua. Boh, che bello, magico direi tu, no? Sopra una collina, no? E in realtà no, Dio caro. Cioè, se ti addormenti così dopo domani mattina ai 5 ti sveglia il sole, no? E bestemmi. Devi sempre cogliere quella sottile
linea che delimita la realtà dalla finzione. E pertanto niente, tiro e tende, buonanotte. Loro mi dicevano di stare zitto è buono. Loro mi dicevano tranquillo e cambia tono. Loro mi dicevano di non parlare con la bocca piena e camminare dritto bene retto con la schiena. Di non andare fuori tema e seguire lo schema, oppure andare a letto senza cena. Di non creare un problema che non ne vale la pena. Di essere grato di essere nato nel lato del mondo che in fondo è perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto come te, Letizia. È una tipica espressione della vocalità, della leggiadria, del canto all'italiana. Io non so bene quando è cominciato, a un tratto io non ho